Buon pomeriggio a tutti, grazie per aver partecipato a questo momento che abbiamo voluto chiamare Digitool perché fa parte di un format di webinar in cui cerchiamo di trattare degli argomenti verticali relativi alle competenze, alle tecnologie, diciamo così, alle soluzioni per le aziende, ecco, alle strade che possono intraprendere le aziende grazie agli strumenti e alla cultura digitale. Quest'oggi in particolare ci soffermiamo su un primo tema che, diciamo, nella visione che abbiamo avuto all'interno di P4FVG è estremamente importante, quello delle persone. Lo facciamo in particolar modo con un ottimo parterre di ospiti, in particolar modo il professor Candussio dell'Università degli Studi di Udine, poi ci sarà la dottoressa Baraldi che si occupa nell'ambito di P4FVG di ricerca e ci presenterà, diciamo, un risultato relativamente alla formazione, alle competenze digitali all'interno delle imprese. Poi abbiamo due testimonianze aziendali di due imprese che sono state coinvolte in una delle nostre attività del 2019, Fari Manifatturieri, e che anche quest'anno in qualche maniera sono legati alle nostre attività e cooperano con noi. Parliamo in particolar modo di Varsila Italia e poi di Inflex. Senza perdere altro tempo io darei la parola al professor Fabio Candussio, che potrà fare quindi il suo primo intervento, che rappresenterà un inquadramento un po' generale del tema, ci aiuterà a calarci nell'argomento, a capire quelli che sono gli elementi chiave, in modo poi da poterli approfondire con anche esempi pratici negli altri interventi. Prego, professor Candussio. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ho il compito ardito di aprire questa tematica. Chiedo a Vincenzo se può concedermi lo schermo, perfetto, così utilizzerò anche qualche slide in sottofondo. Allora, ecco, dovrebbe essere visibile adesso. Il tema è affascinante, sta coinvolgendo tutti ed è un tema che ci coinvolge prima ancora dell'inizio di questa crisi legata al coronavirus. Non voglio tediarvi molto perché si parla di organizzazioni di persone 4.0, perché chiaramente abbiamo trascorso 4 rivoluzioni industriali, le prime 3 le diamo per assodate, le studiamo anche a scuola. La prima rivoluzione industriale è caratterizzata dalla macchina a vapore, la seconda rivoluzione industriale nella quale più che il motore termico fu la produzione di massa a essere determinante, la terza rivoluzione industriale con i colori vintage del microchip inventato anche da un italiano, da Faggino, un vicentino, la quarta rivoluzione industriale che tutti ormai conosciamo, è comparso come termine alla Fiera di Hannover in Germania nel 2011 e che è in atto. È in atto però lasciando sul campo forse delle tematiche legate appunto alle smart people, al cambio di professioni che ci turbano. Leggiamolo in modo diverso queste 4 rivoluzioni industriali. Ogni rivoluzione, per essere tale, ha lasciato sicuramente sul campo delle vittime. La prima sicuramente fece come vittima il cavallo. L'energia prima dei motori a vapore era costituita dalla forza e dalla potenza dei cavalli. Al cavallo lasciarono appunto il nome di potenza. Si parla ancora oggi di cavalli, anche se è stata rinnovata anche quella, però fu lui la prima vittima, così come la seconda vittima del manufacturing fu l'artigiano, l'artefatto lasciò il campo al manufatto. Le vittime della terza rivoluzione industriale furono sicuramente le segretarie d'azienda che furono in qualche modo riconvertite dall'automazione di tutti i processi d'ufficio. La quarta vittima, quella di cui parleremo anche oggi, o forse non di vittima ma di opportunità in questo mondo, sono gli operai delle aziende. Il World Economic Forum ha parlato di 4-5 milioni di posti di lavoro che si andranno a perdere nei prossimi anni, questo ancora prima del coronavirus, e quindi su questo tema che vorremmo fare delle considerazioni. C'è una cosa molto importante da dire, che questa rivoluzione industriale, questa presunta quarta rivoluzione industriale, in realtà ha 4 novità che la rendono molto diversa dalle precedenti. La prima di queste è che sta avvenendo a una velocità esponenziale, non più lineare. Avete visto la durata delle prime rivoluzioni industriali, 60 anni, 50 anni, 40 anni. C'erano 1, 2, 3 generazioni di tempo per abituarsi. Oggi 4-5 anni rappresenta già una nuova generazione tecnologica ed è molto difficile adeguarsi a questo ritmo incalzante. La seconda cosa, non c'è un motore a scoppio, non c'è un microchip. Queste tecnologie che ci stanno invadendo non sono nuove, stanno convergendo, ma esistevano già, sono solo diventate più fruibili, meno costose, garantiscono più qualità.
Terzo aspetto, non è solo una rivoluzione industriale, è una rivoluzione di sistemi. È arrivata prima nel mondo social, è arrivata prima nelle città forse che nelle aziende. E quindi di industriale ha il riflesso indiretto stavolta, non più diretto. Il quarto aspetto, l'abbiamo scoperto senza scomodare tale bolcigno nero, il mondo si è fatto complesso e imprevedibile. Questa complessità ci travolge tutti. Citando Alberto De Toni, ex preside di ingegneria e è stato rettore dell'Università di Udine e da poco ha concluso il suo mandato, lui dice che tutte le aziende oggi stanno surfando all'oro del caos. Perché cita questa affermazione, citando la complessità? Perché il mondo, in realtà, se lo guardiamo sotto la prospettiva della continuità e della discontinuità, presenta due aree in cui non è possibile crescere. Un'area di troppa continuità, in cui le aziende e le persone muoiono per fossilizzazione, perché non cambiano abbastanza, e un'area di discontinuità in cui ci si mette in gioco troppo e si muore per disintegrazione, come i batteri del brodo primordiale. Quell'area al centro, chiamata non da me, ma da uno studioso russo che ha preso anche il Nobel per la chimica e la fisica, che era Prigogine, ha detto quell'area al centro è l'orlo del caos. L'orlo del caos è il luogo in cui convivono discontinuità e continuità, l'unico luogo in cui l'azienda e le persone possono fare sviluppo. È un orlo del caos come la cresta dell'onda, che è appunto il punto di massima energia. Oggi, anche con l'aiuto poi di Marina Di Varzila, di Davide e di Michele di Inflex, scopriremo come le aziende stanno affrontando questo orlo del caos. Caos è anagramma anche di caso. Su caso e regola, un grandissimo italiano, non so se tutti lo conoscono, che Bruno Munari ci ha lasciato nel 97-98, non mi ricordo esattamente, è stato un artista, un designer, un grande scrittore. Lui ha scritto un pezzo bellissimo con cui vorrei iniziare questo racconto con voi oggi. Lui ha detto: la regola dà sicurezza, ci aiuta a costruire un mondo nuovo nel quale possiamo muoverci senza paure. Il caso è l'imprevisto, a volte è terribile, a volte è piacevole, l'esplosione di un'idea risolutrice. La regola da sola è monotona, il caso da solo rende inquieti. La perfezione è bella, ma è stupida. Bisogna conoscerla, ma romperla. Ecco, penso che stiamo entrando in una fase in cui le persone e le organizzazioni devono chiedersi come questa 4.0, questi tempi complessi, questo oro del caos, ci consentono di rinnovarci senza perderci dei pezzi per strada. Allora, la visione con cui vorrei partire oggi e che forse servirà anche dopo a discutere insieme, è legata a 4 aspetti che stanno definendo in qualche modo la quarta rivoluzione industriale. Il tema delle tecnologie, il tema dell'analisi dei dati, il tema delle skill personali e il tema dell'organizzazione. Allora, queste 4 componenti sono 4 prospettive per leggere in modo diverso la 4.0. Andrei veloce sul primo tema, l'abbiamo già affrontato, le tecnologie. Cosa sta succedendo? L'ha anticipato anche prima Vincenzo. Stiamo vivendo in un mondo interconnesso, ma soprattutto iperconnesso, dove dal fornitore al produttore, al distributore, alla rivendita, a noi che siamo clienti finali, tutto questo flusso logistico sta diventando digitale e queste informazioni sulla produzione, sulla distribuzione, sui nostri gusti stanno invadendo il web e attraverso quello che viene chiamato Internet delle cose, o meglio IIoT, cioè l'Internet delle cose industriale, con questa integrazione che sia orizzontale lungo la supply chain, sia verticale all'interno delle aziende. E con questi grandi server dove la statistica di 100 anni fa è diventata velocissima e accessibile a tutti e si chiama il mondo dei big data, in tutto questo contesto c'è forse anche un po' di sconforto nelle nuove generazioni nel comprendere quale sarà il loro posizionamento rispetto a questo mondo tecnologico. Allora, il primo tema è che le tecnologie da sole sono solo degli acceleratori, non servono a niente, è un tema di capacità di comprendere i dati e anche qua tornano fuori tempi esponenziali. Pensate, l'informazione è diventata, molti dicono, il nuovo petrolio, una risorsa così importante perché le informazioni sono molte di più, è molto più semplice in questo mondo immagazzinarle, ricercarle, condividerle ed elaborarle e questo processo è un processo circolare. Per dirvi quanto i tempi esponenziali ci condizionano, pensate che l'80% dei dati oggi fruibili, disponibili, è stato prodotto negli ultimi 5 anni. Ragionando a ritroso significa che solo l'1% delle informazioni di cui disponiamo è stato creato prima del 2000. Pensate alla velocità con cui tutto questo cambia. Qual è il problema per i nostri ragazzi, per le persone che vanno in azienda? Trovare i giusti frame di lettura. Adesso, se vi dicessi che questa figura rappresenta un quadrato, tutti vedono il quadrato, ma è sufficiente girare questi simboli alla Pac-Man per non ritrovarsi più il quadrato. È un esercizio semplice, ma i dati di fronte a cui siamo spesso sono delle macchie che non comprendiamo.
Adesso non è un test psicologico, non c'è nessun trucco, questo sembra un blocco in forma di macchie, ma se vi dicessi che è rappresentato un cowboy a cavallo, qualcuno inizierebbe a vederlo. Ecco, questa è la sfida di fronte alla quale le persone oggi si trovano, i ragazzi nelle aziende si trovano. Avere accesso a moltissimi dati, a tantissimi dati, ma questi dati spesso sono racchiusi in un rumore di fondo ed è molto difficile accedere a questi dati in un modo diretto se qualcuno non ci dà un frame di lettura. Ma è solo un aspetto tecnologico? No, è soprattutto un aspetto di nuove competenze, di nuove skill personali. Noi amiamo dire, tutti, lo dicono le aziende, lo dicono le persone, di essere degli amanti dell'innovazione, di essere dei grandi innovatori. Allora cito un'icona dei nerd, che è Douglas Adams, molti lo conoscono perché ha scritto un libro che è La guida galattica per autostoppisti. Lui ha scritto le 3 leggi fondamentali della percezione del progresso e ci coinvolgono tutti. La prima legge è: tutto quello che si trova nel mondo alla tua nascita è dato per scontato. La seconda: tutto quello che viene inventato tra la tua nascita e i tuoi 30 anni è incredibilmente eccitante e creativo e, se hai fortuna, puoi costruirci sopra la tua carriera, come più o meno abbiamo fatto tutti noi. La terza fa ridere, ma fa anche pensare. Tutto quello che viene inventato dopo i tuoi 30 anni è un'offesa all'ordine naturale delle cose e solo dopo essere stato in circolazione per almeno 10 anni torna a sembrarti abbastanza normale. Fa sorridere, ma se ci pensiamo, questa è l'immagine, non so chi di voi ha figli, io ne ho 3, ho Sara che fa l'università, Lorenzo che sta finendo le superiori, Alice la più piccola che dovrebbe fare gli esami di terza media nella formula che il Covid quest'anno ci permette. La cosa interessante è che Alice ha solo pochi anni di distanza dai suoi fratelli, ma è l'unica vera nativa digitale. Per Alice ogni schermo che emette luce è uno schermo touch, mentre i suoi fratelli hanno ancora il dubbio. Cosa significa tutto questo? Significa che la nostra generazione, quella degli immigrati digitali, affronterà una generazione di nativi digitali che molti chiamano smart. Smart, tradotto dall'inglese, può essere, nel nostro linguaggio, può diventare intelligente, può diventare brillante, può diventare furbo, può diventare rapido, può diventare anche elegante. Però forse la più bella definizione su cui oggi magari cedo poi anche la parola a Marina, Davide e Michele che racconteranno della loro esperienza aziendale, la più bella definizione, dicevo, di smart applicata alle persone l'ha data questo signore qua, che sorride, molto contento. Lui, Eric Schmidt, è stato, per forza che sorride, è una delle prime 200 persone ricche al mondo perché è stato amministratore delegato di Google. Lui ha scritto un libro che si chiama Come funziona Google. In realtà non racconta come funziona Google, racconta come funzionano i modelli di business basati sui creativi smart. Chi sono i creativi smart? Sono le nuove skill professionali rappresentate da persone che in azienda non amano stare confinate in compiti specifici, si assumono e vogliono assumersi dei rischi, lavorano tantissimo, si annoiano facilmente, quindi è molto difficile essere attrattivi nei loro confronti, vogliono avere accesso alle informazioni aziendali e sono anche abbastanza dei rompiscatole perché esprimono dissenso nel momento in cui non trovano queste informazioni, questo nuovo modo di porsi nel contesto lavorativo. Il World Economic Forum che ho citato prima non ha solo fatto una previsione drammatica sul futuro delle professioni ripetitive, ma ha anche detto che ci sono 10 competenze che saranno vincenti sul lavoro dal 2020. È l'anno giusto, anche quando ha espresso questa previsione il WEF non aveva ancora previsto il coronavirus. Però ci aveva detto che le figure professionali del futuro dovranno, e su questo nessuna macchina, nessun computer, nessuna intelligenza artificiale potranno batterlo, saranno la capacità di risolvere problemi complessi, il pensiero critico, la creatività, la gestione delle persone, la capacità di coordinarsi con gli altri, l'intelligenza emotiva, il saper prendere decisioni, l'orientamento al servizio, la negoziazione, la flessibilità cognitiva. Ecco, uno dice, ma queste cose qua sono sempre state importanti, vero, ma mai importanti come in questi tempi nuovi digitali. E arriviamo all'ultimo aspetto, l'aspetto legato all'organizzazione. Come si potrebbe definire un'organizzazione 4.0? È un'organizzazione che sa rispondere alla complessità di questi tempi. Allora, l'esempio più semplice, non è a caso che compaiono degli esagoni, è quello di andare a lezione dalle api. Le api hanno creato un ecosistema, un'intelligenza collettiva particolarissima che si fonda essenzialmente su 4 capability organizzative. La prima di queste capability, sicuramente interessante, è l'interconnessione. Le api vivono interconnesse, non hanno una vera e propria gerarchia, hanno delle caste, non esiste un sopra e un sotto, piuttosto esistono dei centri e delle periferie. Le nuove organizzazioni dovranno mettere queste skill personali all'interno di contesti culturali e organizzativi che sappiano interconnettere le persone in un modo non più gerarchico, dove i middle management, cioè i manager intermedi, sono dei ponti che connettono all'interno delle organizzazioni queste competenze dei creativi smart.
Ma c'è una seconda grande lezione che ci arriva dal mondo delle api. Non è solo la capacità di creare un'organizzazione circolare, ma è quello di creare un'organizzazione chiamata olografica, cioè dove c'è ridondanza delle parti che crea insieme specializzazione e controllo e ridondanza delle funzioni. L'esempio più classico, le api, molto prima delle organizzazioni, hanno inventato la job rotation. In 6 settimane un'ape segue tutto un percorso formativo. Inizialmente spazzina, così impara a scoprire come è fatto l'alveare, diventa nutrice, cioè si prende cura degli altri, poi diventa ceraia, poi diventa guardiana. Quando ha imparato a prendersi cura e difendere l'alveare, diventa magazziniera, funzione fondamentale, e l'ultimo step di crescita è esploratrice. Cosa fanno le api con questa capacità di fare la job rotation? Creano delle competenze spendibili in modo orizzontale all'interno delle organizzazioni. Quindi c'è specializzazione, ma c'è anche ridondanza, che è il secondo aspetto fondamentale delle organizzazioni 4.0 per mettere davvero a frutto le competenze nuove richieste ai creativi smart. Il terzo aspetto, la terza competenza, la terza capability organizzativa è legata alla cosiddetta condivisione, che per le api è un'organizzazione assolutamente cellulare. Cosa significa? Significa che all'interno dell'organizzazione delle api tutto viene coordinato sulla base di informazioni comuni e quasi sempre queste informazioni sono poche e semplici. I giovani di oggi hanno bisogno di un linguaggio semplice, diretto. Per le api questo linguaggio è fatto da dei ferormoni. Attraverso pochissimi ferormoni le api si orientano, le api riconoscono l'alveare, le api raccontano quello che devono fare. Ecco, nel mondo in cui stiamo andando, sempre di più le competenze dentro organizzazioni dovranno avere accesso alle informazioni, ma anche usare informazioni che siano facilmente codificabili. Quarto e ultimo aspetto, con cui vado a concludere, è quello della riconfigurazione, cioè di trasformare l'organizzazione in un'organizzazione cosiddetta olonica, cioè un'organizzazione che sappia riconfigurarsi, sappia essere osmotica con l'ambiente, sappia coevolvere con l'ambiente. La 4.0 non sta solo accelerando le produzioni, sta creando nuovi modelli di business. Abbiamo bisogno di aziende dove le persone siano riconfigurabili al loro interno e possano riconfigurare il loro modo di accedere al business. L'esempio più classico di riconfigurazione è che diciamo una leggenda, ma è proprio una maestria di vita che le api ci hanno insegnato, è quella della sciamatura. Quando l'alveare diventa troppo complesso, quando l'ape regina più anziana si accorge che il suo tempo è finito, prende un gruppetto di api esperte, lei lascia il vecchio alveare alla nuova ape regina e costruisce, creando un nuovo ferormone, un nuovo alveare. Ecco, questo è l'ultimo aspetto, la capacità di coevolvere e di evolvere con l'ambiente. Se vogliamo concludere con una citazione importante, citando Toffler, che vale sia per le persone che per le organizzazioni, lui ha detto che gli analfabeti del XXI secolo non saranno quelli che non sanno leggere e scrivere, ma quelli che non saranno in grado di imparare, disimparare e reimparare. Penso che sia il momento per tutti noi di ragionare in quest'ottica e io spero di aver lasciato qualche elemento di discussione che dia là anche ai successivi interventi. Vi ringrazio. Grazie mille, sicuramente è stato un intervento molto, molto pregno, molto concentrato e credo, insomma, sentiremo anche un po' il parere dei partecipanti, però ritengo che ci siano stati degli spunti anche molto originali nel trattare, voglio dire, di un tema di cui si è molto discusso effettivamente, ma che ogni volta che viene ripreso risulta sempre estremamente attuale, perché è vero che oggi le aziende si trovano a dover costantemente un po' riprogrammare il loro modo di funzionare e il messaggio centrale che vogliamo dare oggi proprio con questa tematica è quello di ripartire dalle persone, ricentrare dalle persone, perché è lì che si nasconde poi il vero segreto per un'evoluzione, per un'innovazione e una sostenibilità. Passiamo a questo punto, ringraziamo ancora il professor Candussio e passiamo a questo punto al secondo intervento che è di Beatrice Baraldi, una ricercatrice del progetto IP4FVG, che ci presenta alcuni risultati di un'indagine che abbiamo condotto nel 2019 e poi ci porta un po' più avanti anche con alcuni programmi che effettivamente è possibile portare avanti proprio nelle imprese, con le imprese, per traguardare questa rivoluzione 4.0. Prego Beatrice. Grazie Vincenzo, condivido le slide.
Ok, ora dovresti vederli. Perfetto. Sei in condivisione, sì. Dunque, il mio intervento vuole essere una breve introduzione circa l'importanza della formazione aziendale all'epoca della quarta rivoluzione industriale. Sappiamo infatti che il Piano Nazionale Industria 4.0 indica come direttrici chiave per la trasformazione digitale da un lato l'implementazione tecnologica, dall'altro lo sviluppo e l'aggiornamento di nuove competenze anche all'interno dell'azienda. Per questo è stato rinnovato per il 2020 il credito d'imposta formazione 4.0 o bonus formazione, destinato alle imprese interessate ad investire sulla formazione del proprio personale nelle materie aventi come oggetto le tecnologie abilitanti riconosciute dal Piano Nazionale. Riguardo la formazione interna, considerazioni interessanti possono essere fatte sull'analisi degli assessment condotti sui fari manifatturieri. Fari manifatturieri è stata un'iniziativa promossa da IP4FVG, rivolta alle aziende del settore, allo scopo di individuare tra le imprese partecipanti quelli aventi il grado più alto di digitalizzazione in modo da promuoverle come vettori per l'innovazione. Tra le 89 aziende partecipanti sono state rilevate le 11 aziende faro, le 11 aziende vincitrici. Per determinare le aziende vincitrici è stato appunto eseguito su di esse un assessment tecnologico che ha riguardato tra i vari processi di business anche la gestione delle risorse umane. Osservando ora più da vicino l'analisi di quest'ultimo settore, ho qui riportato i risultati dell'assessment. L'assessment delle risorse umane è stato articolato in 4 parametri di indagine fondamentale, A, B, C, D, ciascuno applicato alle 89 aziende partecipanti, che ho qui suddiviso nelle 3 macrocategorie principali di gradi medie e piccole. E ciascun parametro di indagine è stato valutato sulla base di una scala di punteggio compresa fra 1 e 6. Ho quindi riportato per ciascuna macrocategoria i valori medi di ciascuna componente di indagine e infine la media generale dei valori di processo. Notiamo che i risultati più incoraggianti provengono dalle aziende di grandi dimensioni, la cui media generale si assesta intorno al 3,62 nella scala di valutazione. Questo cosa vuol dire nello specifico? Vuol dire innanzitutto che i ruoli di leadership all'interno dei progetti di trasformazione digitale attivati dalle aziende per allinearsi ai principi dell'Industria 4.0 sono stati definiti in maniera esatta e ben formalizzata, così come il coinvolgimento del personale dipendente all'interno di questi progetti risulta piuttosto alto, parametro D. Sono stati altresì applicati programmi di valutazione e di formazione del personale. Questi ultimi sfruttano sia gruppo di lavoro appositi sia idonei strumenti digitali, anche se pure nelle aziende di grandi dimensioni scarseggia il ricorso a quel che possono essere considerate le soluzioni più innovative messe a disposizione dal mondo digital per la formazione aziendale, come strumenti di e-learning individuale o applicazioni di intelligenza artificiale che approfondiremo fra poco. Per quanto riguarda invece le piccole imprese, notiamo che la loro media generale si discosta lievemente rispetto a quella delle medie imprese. La principale differenza che contraddistingue queste 2 macrocategorie rispetto alla realtà delle grandi aziende consiste nel fatto che in esse sono sia applicati programmi di valutazione, di formazione e di collaborazione interna, ma in maniera poco strutturata e poco aggiornata, con scarso ricorso a strumenti di natura digitale. Mentre il parametro che più differenzia le piccole imprese rispetto alle medie è sicuramente il parametro A. Infatti, se nelle medie imprese la distribuzione delle responsabilità nei progetti di Industria 4.0 viene comunque pianificata in maniera capillare, ciò non avviene nelle piccole imprese che faticano appunto a definire i ruoli aziendali.
Ma andando oltre comunque l'analisi di ciascun singolo fattore, possiamo notare come i valori delle componenti di processo all'interno di ciascuna delle macrocategorie tendano all'omogeneità, differiscono cioè solamente per pochi punteggi decimali. E questo ci permette di approdare ad un'ulteriore considerazione, a dimostrare cioè il condizionamento reciproco che lega i parametri A, B, C e D dell'assessment. Infatti è dimostrato che un'attività di training aziendale ben organizzata è utile non solo per allineare i profili del personale, diciamo, alle esigenze e alle necessità dell'azienda, ma anche serve a coinvolgere il personale nelle strategie aziendali, motivandolo alla corretta attitudine al lavoro. Naturalmente è necessario che a programmi di formazione siano accompagnati anche attività di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni del personale, da attuarsi prima e dopo ciascuna sessione di aggiornamento, in modo da risolvere eventuali criticità, ma anche in modo da ridefinire eventualmente il quadro di responsabilità all'interno di ciascun progetto, in virtù delle eventuali nuove skill acquisite dal personale nel corso della propria carriera e della propria attività formativa. La gestione delle risorse umane va quindi intesa come un'attività dinamica in continuo e progressivo sviluppo, soprattutto alla luce delle nuove sfide presentate dalla rivoluzione digitale. Per questo un approccio funzionale al miglioramento aziendale applicabile anche a questo settore può essere quello rappresentato dal ciclo di Deming. Il ciclo di Deming parte da una fase iniziale di pianificazione, in questo caso di pianificazione delle attività di training, per passare a una loro relativa attuazione e una successiva fase di controllo, di monitoraggio delle attività di formazione e delle performance del personale. Il tutto finalizzato ad un perfezionamento finale, una fase di ACT, in cui vengono risolte le criticità presentate dall'attività di formazione, vengono ridefinite le responsabilità aziendali, come ho dinanzi spiegato. Segue una nuova fase di pianificazione e nuove fasi di azione, di controllo e di perfezionamento, così via, verso un continuo e costante miglioramento. In questa slide poi accenno brevemente ad alcune delle strategie più interessanti e innovative messe oggi a disposizione dal mondo digital per la formazione aziendale. Esse sono la gamification e l'implementazione del learning individuale. Per gamification si intende l'apprendimento attraverso le pratiche divertenti e coinvolgenti, possiamo dire, del gioco, del game appunto, ottenute attraverso soluzioni IoT, quindi prodotti e oggetti smart, intelligenti, applicazioni di realtà virtuale e di realtà aumentata. Realtà virtuale in cui l'utente è inserito in scenari totalmente digitali, realtà aumentata in cui l'utente è inserito in scenari reali implementati con informazioni digitali. Per quanto riguarda invece l'e-learning, esso conosce oggi nuove prospettive di sviluppo grazie ad applicazioni di intelligenza artificiale in grado di carpire dati utili a determinare il livello di preparazione dell'utente su una determinata materia, in modo da programmare dei percorsi formativi ad hoc, cioè personalizzati al massimo grado. Possiamo concludere quindi dicendo che l'introduzione e il potenziamento delle nuove tecnologie all'interno dell'azienda deve essere necessariamente accompagnata ad un'attività di formazione altrettanto ben strutturata. Solamente attraverso il connubio delle due direttrici fondamentali riconosciute dal Piano Nazionale Industria 4.0, l'impresa è in grado di migliorare le proprie performance fino ad arrivare all'eventuale sviluppo di nuovi modelli di business. Per questo il team di lavoro IP4 è particolarmente sensibile anche alle tematiche riguardanti lo sviluppo di nuove skill aziendali, a cui contribuisce attraverso attività ed eventi formativi e attraverso i percorsi di digitalizzazione aperti a tutte le aziende interessate a migliorarsi sotto questo punto di vista.
Vi lascio quindi con la pagina dei contatti del team, con la mia mail personale, e vi ringrazio per l'attenzione. Restituisco la parola al moderatore. Grazie, grazie mille Beatrice. Sì, il mio ringraziamento diciamo a una delle nostre nuove colleghe di Area Science Park. Abbiamo proprio da quest'anno anche ingrandito il nostro team di lavoro ed è fondamentale tutto il lavoro anche di back office che stiamo facendo per poter portare avanti le attività. Da quest'anno il nostro supporto alle imprese diventa anche più significativo proprio con attività e progetti di digitalizzazione. A questo punto io lancerei un sondaggio che abbiamo preparato proprio con i colleghi che mira un po' a capire quello che è la situazione delle aziende in cui vivete. Dovreste vedere adesso un sondaggio, l'abbiamo lanciato, quindi tra qualche minuto lo chiudiamo, raccogliamo un po' i risultati. Vi prego di votare, è assolutamente chiaramente anonimo. Abbiamo un'idea un po' di come stanno andando le nostre aziende. Questo poi ci serve per poter discutere di qualcosa di reale, perché molto spesso si parla di industria 4.0, di digital skill, però poi sono veramente pochi i riscontri che abbiamo all'interno delle aziende. Quindi vi lascio qualche minuto. Nel frattempo utilizzo questo spazio per mostrarvi alcune delle attività che appunto stiamo portando avanti per poter sostenere questi progetti, questo percorso di digitalizzazione delle imprese. In particolare, come vi avevo detto, i DigiTools sono un format che poi vedrà anche in seguito altri appuntamenti riguardanti la business continuity e poi il valore dei dati, quindi ci accompagnerà fino alla fine di giugno questo format. Come vedete è molto verticale, molto specifico e ci permette anche di incontrare vari ospiti e quindi anche punti di vista diversi. Accanto a questi ci sono i DigiTalks, che sono invece dei momenti in cui approfondiamo l'esperienza e la storia di alcune aziende che hanno fatto dei progetti di digitalizzazione importanti in un settore secondo una leva strategica o una tecnologia e che quindi vogliamo presentarvi. Proprio domani ci sarà dopodomani ci sarà il prossimo Digitalk. Abbiamo lanciato da una settimana un corso di formazione molto specifico per manager di azienda, team leader, middle management, che abbiamo chiamato Digital Restart. Chiaramente si lega un po' alla sfida di questi giorni, ma riguarda in generale la trasformazione digitale, l'industria 4.0. È un percorso modulare, per cui c'è ancora la possibilità di iscriversi al modulo 2 e al modulo 3. In totale sono 56 ore che vengono ripartiti sui moduli, quindi insomma si tratta di un impegno da un lato significativo, ma dall'altro anche di un grande contributo da un punto di vista proprio di competenze, di conoscenze e di sguardo su tutto il fenomeno di Industria 4.0. Vi lascio ancora qualche secondo e vi vado a indicare invece alcune delle attività che noi facciamo con le imprese. Come diceva prima Beatrice, il nostro lavoro si è molto intensificato a partire da questo anno. Noi per primi ci sentiamo coinvolti anche nella sfida di ripartenza, di ripresa, per cui certamente lavoriamo con tutte le aziende di ambito produttivo e manifatturiero partendo da un assessment digitale e poi insieme individuando alcune attività, alcuni progetti da poter portare avanti insieme. Sono dei progetti di digitalizzazione che possono riguardare un'area specifica oppure più aree, tra cui anche quelli per esempio di recente relativi allo smart working o anche quelli insomma di cui stiamo parlando, quindi per una formazione di una cultura 4.0 all'interno dell'azienda. Poi chiaramente progetti di ricerca e sviluppo, possiamo connettervi a un network chiaramente più ampio di cui facciamo parte e poi i nostri Digital Lab che sono 4 nodi territoriali che stiamo anche ipotizzando di garantirne la fruizione tramite strumenti digitali, proprio insomma per essere anche noi al passo, no, con gli strumenti 4.0 e tutti questi strumenti sono totalmente gratuiti per le aziende che entrano in contatto con noi, che entrano nell'ambito DP e quindi possono essere sfruttati da tutti secondo insomma le necessità di ognuno. Cerchiamo di seguire veramente tutti in maniera molto, molto specifica e particolareggiata. Allora io interromperei la raccolta dei risultati del questionario
Perfetto, condivido con voi un po' i risultati, li commentiamo velocemente prima degli interventi delle aziende. Allora, come vedete, per quanto riguarda i programmi di formazione, c'è sicuramente una grande fetta che si accentra sull'assenza di programmi specifici, dall'altro lato invece sono stati fatti dei percorsi e poi c'è una zona intermedia in cui ci sono corsi, sono in corso, sono in programma, c'è una strategia che in qualche maniera si sta sviluppando. Attualmente il ricorso alle risorse per poter avere un supporto nei programmi di formazione è sostanzialmente quasi per metà interna ed esterna o comunque un mix tra le due, il che chiaramente permette di individuare delle imprese che sono anche connesse verso l'esterno proprio con un network. Poi ancora la modalità degli incontri frontali, anche se magari fatti in modalità webinar, risulta la più frequente. A questo noi chiaramente anche con l'intervento di Beatrice abbiamo voluto far così evidenziare la possibilità di nuove modalità, mettere in piedi oggi una piattaforma di learning o una modalità blended aziendale può essere veramente semplice e chiaramente commisurato all'ambiente in cui andiamo ad operare. E poi chiaramente l'interesse per poter sviluppare determinati programmi, immaginavamo che chiaramente ci fosse grande riscontro, anche perché se siete qui oggi è chiaro che c'è un interesse sulla tematica e sottolineiamo l'importanza, al di là delle nostre proposte, proprio l'importanza di questo tipo di programmi, perché davvero nelle aziende che hanno fatto investimenti di questo tipo si è visto un grande ritorno poi sia sul clima, sulla modalità lavorativa, sulla produttività. Per questo motivo sono molto lieto di avere qui oggi due aziende che ho potuto incontrare anche direttamente, sono Wärtsilä Italia e Inflex. Inizierei con Marina Mottolese, che è responsabile delle risorse HR Manager in Wärtsilä Italia, ha un lungo percorso, voglio dire, alle spalle in cui ha visto diverse fasi di trasformazione anche dell'azienda e quindi oggi l'ho pregata di restituirci qualche racconto, qualche testimonianza di quello che ha potuto vedere, di quello che ancora è in atto proprio all'interno di Wärtsilä. Prego, dottoressa Mottolese. Eccomi, buongiorno, saluti a tutti e soprattutto grazie Vincenzo per avermi invitato e voglio ringraziare il professor Canduccio perché nella sua metafora dell'alveare ha descritto perfettamente quello che oggi viviamo in azienda. Ma prima di passare alla mia personale esperienza faccio un piccolo cappello per presentare cos'è Wärtsilä. Wärtsilä è appunto leader mondiale nel fornire soluzioni sostenibili per il mercato dell'energia e del marino, appunto attraverso smart technology. È una corporation. Ma non so se stai condividendo delle slide. Sì. No, allora dovresti ricondividerle perché io al momento non le vedo, credo anche gli altri partecipanti. In basso c'è la condivisione dello schermo. Sì. Perfetto, ok. Ci sei? Si vedono? Le puoi mandare a tutto schermo in modalità di presentazione, così le vediamo. Perfetto, ok, scusa l'interruzione. Comunque, stavo dicendo che è una corporation di capitale finlandese, quotata alla borsa di Helsinki, presente in 70 paesi, siamo circa 19.000 dipendenti e acquisito attraverso un passaggio graduale di azioni tra gli anni 96 e 2000 l'ex Grandi Motori, che penso appunto sia un'azienda abbastanza conosciuta, che allora era appunto di proprietà Fincantieri e quindi un'azienda a partecipazione statale. Io ho raggiunto questa azienda nell'anno 88 e in questa slide vi faccio appunto vedere più o meno il percorso di trasformazione
e di accelerazione poi quando ci siamo, diciamo, quando siamo stati acquisiti da Wärtsilä, che l'azienda ha avuto. Quando io sono stata assunta c'erano solo delle macchine da scrivere, i telefoni erano uno ogni 4 dipendenti, i processi erano molto gerarchici, l'organizzazione molto gerarchica, quindi era tutto molto più lento. A quei tempi appunto ho messo la figura del telefono a gettoni, perché anche per avere un telefono a casa si aspettava 2 o 3 mesi, quindi i processi erano veramente molto lenti. Siamo arrivati ad oggi invece che siamo appunto continuamente connessi. Quello che è stata, ecco, un'esperienza importante è stata quella tra gli anni 2006-2009, dove mi sono trovata a gestire appunto proprio la selezione del personale, e in quel periodo, in brevissimo tempo, ho dovuto selezionare, ho intervistato più di 12.000 persone, svolgendo più di 1.100 assunzioni, quindi un ricambio generazionale per un'azienda. Voi direte, se sei da 30 anni lì, non è mai stata la stessa azienda, perché i cambiamenti sono stati continui. Quindi in quel periodo si era già focalizzata l'importanza nel trovare persone, nel appunto cercare collaboratori che, come diceva il professore prima, avessero una flessibilità cognitiva, quindi pronti ad affrontare i diversi cambiamenti. E al nostro centro, quindi arriviamo ad oggi, c'è il People First. Il people sono il core dell'azienda. Le trasformazioni si fanno attraverso le persone. È vero che il digitale, in un certo senso, dà l'idea che sta prendendo tanto posto rispetto alle persone, ma in effetti non è così, perché nessuno realizza nulla se dietro non c'è una macchina. Anche la massa di dati che si devono analizzare deve essere analizzato dall'uomo. Il digital da se stesso non dà niente. E io ho vissuto un'ampia appunto trasformazione della nostra azienda. Vi dico che anche gli operai, per esempio, che sono comunque operai metalmeccanici di una metalmeccanica comunque pesante, hanno dovuto riconvertire le loro professionalità. Oggi non c'è più l'operaio classico che ti avvita la vita, no, c'è l'operaio che attraverso i tablet legge i disegni, quindi non ha bisogno più della cartaceo davanti, ma dai tablet appunto anche attraverso la tecnologia dell'additive manufacturing riesce ad essere e a portare una precisione maggiore nella realizzazione dei prodotti. Come questa trasformazione è stata fatta in azienda? È stata fatta appunto anche molto attraverso l'e-learning. Noi abbiamo delle piattaforme che ci permettono anche su base volontaria, non c'è più chi ti comanda vai o vieni eletto per andare a frequentare quel corso di formazione con una carriera già stabilita da quando entri, ma sul tuo interesse anche personale, sulla tua volontà di sviluppo, puoi seguire corsi di tutti i generi, sia in ambito tecnologico che in ambito proprio di sviluppo personale. Quindi molto importante, ed è noi diciamo stay relevant, essere aggiornati, riuscire a cavalcare il cambiamento. Questo come si attua? Attraverso un modo di essere. Ecco, io suggerisco per la vostra reading list questo libro, A Way of Being, scritto da Rogers, che proprio ti aiuta
nel mettere in pratica, nel realizzare quella capacità di crescita, di sviluppo che ognuno di noi ha, perché ognuno di noi ha in sé, io dico, questo è mutuato chiaramente a un diamond, dobbiamo soltanto superare le nostre meccanismi difensivi rispetto ai cambiamenti, perché soltanto così si riesce ad uscire dalla comfort zone e riuscire a comprendere che siamo capaci di fare quello in cui crediamo. Quindi è molto importante come dire, la propria personalità, il volersi mettersi in gioco e il voler rompere le bandiere. Questo che si fa attraverso uno sharing, ecco, quindi essere molto empatici nel mondo del lavoro, condividere le proprie idee, sapersi mettere in discussione e soprattutto saper ascoltare, ascoltare senza giudicare a priori, ma veramente confrontarsi per trovare nuovi modi di lavorare, nuovi modi di trovare soluzioni appunto in tutti gli ambiti, anche giustamente nel business. Quindi una delle caratteristiche fondamentali che anche a me ha aiutato in questo percorso è stata la capacità, ecco, la resilienza, la capacità di cogliere le opportunità smart. Come vedete io non sono molto giovane, però sono stata animata moltissimo da una grande curiosità e come me tantissimi colleghi in azienda e questo ci ha portato ad affrontare appunto il cambiamento dell'industria 4.0 con notevole resilienza. Quindi uno dei consigli fondamentali è lo stay relevant. Da dove è nata, ecco, la mia passione? Io lavoro appunto da tanti anni nel personale e ho ricoperto un po' tutti i ruoli. La mia passione appunto è quella di supportare i colleghi nello sviluppare appunto le loro competenze. È nata moltissimi anni fa. Io ho fatto un'esperienza in un carcere minorile. È stata la mia prima esperienza lavorativa ed è lì che ho scoperto proprio che riuscire ad aiutare le persone ad esprimere il meglio che c'è in se stesse e attraverso alcuni successi avuti su dei ragazzi che hanno riconvertito proprio le loro competenze, diciamo così, e sono tornati a vivere una vita serena. Ha fatto sì che, ecco, già questo cambiamento notevole da un'organizzazione appunto di supporto sociale, passare ad un'azienda mi ha aiutato moltissimo proprio nelle mie competenze e nell'aiutare appunto i colleghi a sviluppare le loro. E oggigiorno è molto più facile rispetto ad un tempo, proprio perché l'offerta dell'e-learning è notevole. Noi abbiamo delle piattaforme in cui vengono spiegate appunto tutte le strategie aziendali e ti mettono proprio di fronte ai propri limiti e quindi alla capacità di volerli superare. Quindi il mio consiglio è di guidare il cambiamento, ride the change e stay relevant per poter affrontare sempre più queste sfide che, come diceva appunto il professore, si affastellano. Quindi è importante proprio essere resilienti. Perfetto, grazie mille alla dottoressa Mottolese. Avrei chiesto proprio, diciamo, un messaggio sintetico, ecco, venendo dal campo, no? Da una grande azienda che chiaramente opera
proprio su base nazionale, ma non solo, e quindi chiaramente fronteggia delle sfide notevoli quotidianamente, quindi quale poteva essere un messaggio da portarci a casa, e quindi portiamo via sia la metafora delle api, ma anche questa dei motociclisti, no? Giustamente devono cavalcare, devono riuscire a portare avanti poi il cambiamento. Grazie mille per questo intervento. Ora, nell'introdurvi il prossimo intervento, io tengo chiaramente a precisare un argomento. Abbiamo parlato molto di soft skill, abbiamo parlato di competenze digitali su vasta scala, no? A vario titolo. Molto interessante anche la visione, no? dei creativi smart, no? Di queste persone che sempre più entrano in azienda con delle nuove logiche proprio lavorative, per cui sicuramente magari dopo approfondiamo anche il tema dell'incontro generazionale. Però accanto a delle competenze che sono un po' più soft, un po' più trasversali, restano comunque importanti anche le cosiddette competenze hard, quindi competenze tecnologiche, informatiche, di coding, che poi possano effettivamente all'interno dell'azienda portare un certo cambiamento. Introduco ora questo tema perché voglio passare la parola a David Tomasin, Managing Director di Inflex, e Michele Santolia, IT Manager, perché il percorso che effettivamente ha fatto Inflex negli ultimi anni è stato proprio caratterizzato un po' da questo, come poi ci racconteranno loro nel dettaglio, cioè veramente l'inserire all'interno dell'azienda delle nuove forze che man mano hanno poi progressivamente sviluppato alcuni ambiti, integrando anche tutte le risorse precedenti in queste nuove modalità di lavoro, no? Molto, molto improntate sicuramente all'utilizzo di strumenti tecnologici, ma per una gestione migliore dei dati, decisioni sicuramente più solide, più radicate, più consapevoli. Passerei quindi la parola a David Tomasin e Michele Santolia di Inflex. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. Sono Michele Santoria, l'IT Manager di Inflex, e vado a condividere lo schermo. Incomincio con descrivere l'azienda Inflex. L'azienda Inflex è leader italiana nella produzione di packaging flessibile, principalmente specializzata nel settore pet food. L'azienda Inflex fa parte di un gruppo, è nata nel 2006 e in questi anni, dal 2006 ad oggi, è andata via via in crescita, acquisendo anche altre due realtà in Serbia e un'altra in Italia. L'altra realtà in Serbia, chiamata Foxpack, fa la medesima produzione, ovvero produzione di packaging flessibile, mentre le altre due, Vopakel, sono produttrici di film plastico che accompagnano durante la produzione di Inflex una delle fasi produttrici per fare il packaging flessibile. In questi anni, io sono l'IT Manager da ben 4 anni, in questi anni è emersa l'esigenza di ottenere un significativo miglioramento dell'efficienza produttiva attraverso l'aumento della qualità dei dati di produzione rilevati e la visualizzazione in tempo reale dei dati di avanzamento della produzione. Il progetto quindi consiste nell'affiancare alla componente umana, che attualmente dichiarava attraverso il sistema gestionale, e una componente tecnologica che andasse a pescare direttamente dalla macchina i dati che erano in produzione in quel determinato momento. Quindi il progetto prevedeva la sensorizzazione delle macchine, accompagnata successivamente da uno sviluppo di un nuovo sistema che andasse ad acquisire questi dati letti dai sensori installati sulle macchine, e poi infine veniva integrato con il sistema gestionale. Quindi sono stati installati sulle macchine dei sensori encoder per misurare i metri che producono le stampe e le accoppiatrici, stampe che stampano il politene o il poliestere
e quindi stampano il cliché che il fornitore ci manda e il cliente vuole realizzare, poi passano alla seconda fase della produzione nell'accoppiamento e infine passano alla taglierina o alla tubiera dove si forma infine il sacco. E su queste ultime macchine, le tubiere, sono stati installati dei sensori di prossimità che andavano a leggere ogni passaggio del sacco e quindi facevano la contapezzi, che fino al 2018 facevano manualmente gli operatori. Questo è un esempio di interfaccia attualmente a bordo macchina. I sensori sono stati collegati a dei PLC installati sui totem delle macchine, che sono quelli sulla sinistra, che sono andati in sostituzione ai precedenti PC, e sono state sviluppate altre interfacce più amichevoli, chiamiamole così, per gli operatori, riducendo il margine di errore nell'imputazione dei dati e con determinati controlli per evitare l'errore e quindi avere dei dati più puliti e corretti. Quindi è stata sviluppata un'interfaccia di comunicazione diretta tra il totem e l'ERP aziendale, con versamenti di dichiarazione di produzione e limitando quindi gli interventi manuali dell'operatore per evitare gli errori, per ridurre gli errori. È stata fatta un'interfaccia per la visualizzazione dei dati di avanzamento della produzione e degli indici di produzione e anche un monitoraggio in real time per vedere l'avanzamento degli ordini, lo stato delle macchine e gli storici delle produzioni. Il progetto quindi prevede anche una componente umana che deve comprendere e controllare le interfacce tra i vari sistemi aziendali e avere un corretto controllo delle informazioni, quindi andando attraverso nuovi strumenti di interrogazione dei database, ma anche strutturato e controllato in tempo reale, direttamente anche dalla direzione di produzione agli operatori stessi o anche all'amministrazione stessa. Sono state poi successivamente implementati, dopo aver analizzato i dati acquisiti, sono state implementate delle altre interfacce come una maggiore analisi dei dati tramite nuovi strumenti di studio dei dati, i cosiddetti business intelligence, ovvero è stato implementato un sistema di business intelligence con il software Power BI per analizzare con più dettaglio questi dati acquisiti a seguito di questo progetto di acquisizione diretta dalle macchine. È stata quindi sviluppata anche una cultura digitale tramite la formazione del personale stesso, quindi anche il personale, il semplice operatore, diciamo, è stato formato e quindi anche lui ha acquisito un maggiore cultura digitale a seguito di questo progetto, che attualmente è ancora in fase di maggior sviluppo, integrandolo proprio come un vero MES. È stato implementato anche un altro sistema. Questo è il progetto principale. Accanto ci sono anche ulteriori progetti, quale MainSim, che sarebbe un software di manutenzione, dove la manutenzione stessa è passata dal cartaceo a dichiarare proprio su un vero gestionale, chiamiamolo così, tutti gli interventi di manutenzione, e dove anche i capi reparti o chi altro può fare direttamente le richieste tramite un'interfaccia web, piuttosto che una chiamata o un foglio di carta o una mail, ma semplicemente si va in questa interfaccia web e si inserisce la manutenzione richiesta. Altri progetti implementati nel corso di questi 4 anni, il sistema uomo a terra mai da soli per maggiore sicurezza dei magazzinieri, ovvero è un dispositivo che deve tenere il magazziniere e che rileva quando dopo un certo periodo di tempo non rileva alcun movimento e quindi va in stato di allerta e viene avvisato un altro
responsabile del reparto o responsabile della produzione stessa per segnalare che quella determinata persona è in stato di pericolo. Se così non fosse, il magazziniere, tramite un bottone, premendo il bottone, dichiara di non essere in nessun stato di pericolo. È stato un percorso molto interessante quello di Inflex, per cui mi permetto di intervenire proprio perché nella visita che abbiamo fatto, quando insomma abbiamo incontrato Michele Santolia, ci illustrava proprio questo percorso, no? Dove l'azienda ha avuto sicuramente una grande capacità di visione, di proiezione nel acquisire questa risorsa, questa Michele Santolia, che è appunto il team manager attualmente all'interno dell'azienda, e poi lui progressivamente, insomma avete sentito un po' i progetti che sono stati attuati all'interno, ha portato questa digitalizzazione, queste novità, queste innovazioni all'interno dell'azienda. Mi piaceva moltissimo la descrizione che è stata fatta, anche terminando proprio con quel progetto Uomo a Terra, no, per i magazzinieri, perché in qualche maniera è come se la rivoluzione digitale parta proprio attraverso le persone, viene realizzata dalle persone, avete visto prima anche le interfacce, e per poi ritornare alle persone, cioè quindi per implementare dei nuovi strumenti che possano favorire chiaramente i lavoratori, migliorare proprio la propria attività. Michele Santolia, c'era qualcos'altro che volevi aggiungere? Chiaramente se ci sono delle domande vi ricordo di poterle fare nella sezione question and answer, così possiamo dare poi specifica risposta. Potrei allargarmi ancora un attimino raccontando altre implementazioni che sono state fatte anche in quest'ultimo periodo, come l'installazione di alcuni sensori sui muletti stessi che all'entrata in un determinato reparto bloccano la velocità, riducono la velocità del muletto stesso per questioni di sicurezza, e quindi il magazziniere non potrà andare a più di una certa velocità. Oppure bloccano la velocità quando nei dintorni c'è un operatore. Quindi tramite alcuni sensori individuano se ci sono persone nelle vicinanze e quindi riducono la velocità. Altre implementazioni, all'ingresso dell'azienda tutti i nuovi visitatori o clienti o fornitori non si registreranno più con un cartaceo dove dichiaravano il trattamento dei dati o l'accettazione delle norme vigenti del regolamento aziendale, ma tutto questo avviene tramite una procedura informatizzata, quindi con installazione di un tablet all'ingresso dell'azienda, dove tutti questi dati vengono tra l'altro archiviati in una piattaforma, diciamo in un database, sempre all'interno del nostro server aziendale, e quindi è tutto informatizzato su questo tablet, dove l'operatore tramite un semplice pennino touch accetta con delle spunte e firma come se lo facesse in cartaceo. Anche queste novità sono state apportate anche all'interno di tutto il gruppo aziendale, diciamo. In Vopak è stato più o meno fatto lo stesso percorso, e adesso si tende a portare anche questo progetto, soprattutto questo della produzione che ho spiegato all'inizio, anche nelle realtà serbe. Quindi si cerca di allargare tutti questi progetti, si cerca di uniformare tutto il gruppo e renderlo tutto univoco e avere tutto sotto lo stesso, cioè avere un unico punto di vista, ecco. Più o meno tutte dovranno avere la stessa struttura, ecco. Certo, perfetto. Come chiaramente spesso succede nei progetti di digitalizzazione, si parte da un pilota, si parte da un impianto per poi estendere a tutte le altre realtà del gruppo o comunque anche ad altri reparti. Benissimo, allora io ringrazio Michele Santolia della Inflex. Volevo porre io una domanda prima delle conclusioni. In particolare, diciamo, abbiamo visto con i vari interventi anche un po'
un tema che, come vi accennavo prima, è piuttosto ricorrente e che sicuramente per chiunque agisce oggi all'interno delle imprese necessariamente, insomma, nota e deve poterci confrontare. È il tema quello dell'incontro generazionale. Perché se da un lato, appunto, parlavamo col professor Candusio di nativi digitali, di creativi smart, cioè di coloro che hanno anche un certo tipo di impostazione e che trovano magari difficoltà a inserirsi in dei contesti tradizionali, dall'altro abbiamo degli operatori che storicamente si trovano da diversi anni, anche decine di anni, a lavorare in contesti tradizionali e che per, in qualche maniera, continuità, per proiettarsi in avanti, devono accettare un cambiamento che sempre di più si rende necessario, come stiamo vedendo. Allora la mia domanda chiaramente a tutti i relatori, in particolar modo al professor Candusio, qual è la vostra visione sul tema del confronto generazionale proprio nell'ambito della digitalizzazione e della smartizzazione delle aziende? Ok, allora se sei d'accordo Vincenzo parto io, visto che mi ha chiamato in causa. No, allora, due cose innanzi è tutto. Sono stati molto interessanti sia l'intervento di Varzela che di Inflex, perché tra l'altro io prima sono stato presentato come professore, io sono un professore a contratto, quindi il mio quotidiano è nelle aziende. Io di mestiere faccio consulente e insegno all'università, guarda caso, sistemi informativi aziendali. Prima di sentire parlare di MES, di Power BI, eccetera, mi sentivo molto a casa sull'intervento che ha fatto Michele. Però venendo alla tua domanda, e mi collego, all'università io cerco di colmare fin dall'inizio questo gap generazionale, perché i ragazzi, io insegno al quarto anno o primo anno della magistrale, ogni anno a circa un centinaio di futuri ingegneri gestionali. E cosa faccio? Per fargli toccare con mano il mondo che verrà avanti e per far toccare alle aziende con mano quali sono i ragazzi del futuro, creo ogni anno una sorta di laboratorio all'interno del mio corso che è Sistemi Informativi Aziendali. Quindi cosa faccio? Faccio venire un'azienda, quindi dei manager, con un business case, con una situazione da risolvere. Porto dei consulenti che sono dalla società Novalia, di cui faccio parte anch'io, a raccontare il ruolo del consulente. Porto un business partner che insegna loro a usare Power BI, quindi a lavorare con i dati, e li faccio giocare a squadre uno contro l'altro. Quindi al termine di questa sfida, dove sperimentano in gruppi da 4-5 persone anche le dinamiche aziendali, quindi è un gioco di ruoli, qualcuno a proposito di gamification, qualcuno è amministratore delegato, qualcuno è direttore commerciale, qualcuno è direttore vendite, cercano di rispondere e presentano all'azienda il caso opportuno. Qual è la sintesi? A me la sintesi di questo incontro generazionale mi ricorda moltissimo quello che, non so, penso che tutti l'abbiano letto, dice la regina rossa ad Alice nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie. In quel contesto la regina rossa anziana rappresenta la vecchia generazione e Alice rappresenta la nuova generazione che si tuffa nella tana del bianconiglio e vuole cercare un'avventura diversa. E la regina rossa, anziché fare lei l'anziana, dice ad Alice: ci vuole tutta la velocità di cui sei capace per restare sempre nello stesso posto, ma se vuoi veramente andare da qualche parte dovrai correre almeno 2 volte più forte. Io penso che il messaggio di questa intersezione generazionale, come prima diceva molto bene anche il caso di Varzela, anche Marina è stata illuminante su questo, è che non è che le vecchie generazioni vanno a velocità ridotta, anzi sono le prime a essersi rese conto di questa necessità di viaggiare 2 volte più veloce, perché il business, questa complessità, questi tempi esponenziali, altrimenti ci passano avanti. Anche il lavoro che è stato fatto in Inflex è stato un lavoro dove, secondo me, il tema principale non è stata la differenza di generazioni, ma far correre tutti a una velocità quasi doppia. Ecco, questo tema della velocità ci accompagnerà per molti anni. Diciamo che le vecchie generazioni sono più abituate a essere resilienti di fronte a questo tema. È un po' come, mi è piaciuto prima, ha detto la metafora, abbiamo fatto incontrare i motociclisti con le api. Ecco, diciamo che in questa metafora a perderci sono le api, soprattutto se si attraversa la strada un motociclista. Quello che sta succedendo è proprio questo. In un mondo molto veloce ci vuole estrema resilienza. Dovremmo insegnare ai nostri ragazzi, anche in famiglia, non solo al lavoro, a essere un po' tutto questo. Benissimo, grazie anche per quest'altra immagine. Mi posso inserire?
In merito a questo, io proprio, guarda, peccato che non sono riuscita ancora a presentarlo in azienda, perché avevo fatto uno studio proprio poco prima che arrivasse questa emergenza, proprio sulle diversità generazionali. Ho sottoposto un questionario ai colleghi, siamo 1100 dipendenti, cioè 1200 circa, e mi ha risposto l'80% del personale. Le domande proprio, come dire, vertevano sul fatto di dove ogni generazione vedeva ci potesse essere un gap di comunicazione rispetto all'utilizzo degli strumenti, rispetto alle modalità di comunicazione. E a volte appunto ti rendi conto come si creano degli stereotipi e anche lì ancora una volta dei meccanismi difensivi su certe tematiche, e in particolare proprio il gap generazionale, perché è stato bellissimo, diciamo, in azienda di veri anziani ce ne sono pochissimi, è un 10%. Io faccio parte di questo. Poi abbiamo un 40% di generazione X e il restante la generazione Y. Dove ci sta più un meccanismo di resistenza è proprio tra la generazione X, all'interno della generazione X, cioè i giovani vedono comunque in modo positivo la presenza degli anziani perché sanno che da loro tirano fuori l'esperienza. Gli anziani, quei pochi rimasti, appunto, sono, come dire, appunto, hanno capito che se devono stare a galla devono nuotare e quindi cercano di inventarsi tutti gli stili possibili. Ed è proprio la generazione intermedia invece che crea maggiore resistenza al ponte generazionale. Io infatti non ho voluto fare riferimento ad età, ho parlato di generazioni perché secondo me non è tanto un tema di età anagrafica quanto proprio anche di generazioni proprio. Ecco, di modalità, di contesto culturale, di modo in cui ci si approccia nei confronti di certe problematiche. Sicuramente, diciamo, escludendo magari alcune start-up che noi abbiamo anche incontrato, dove c'è sicuramente una prevalenza di giovani, anche di millennial in alcuni casi, è chiaro che nelle aziende a cui ci riferiamo abbiamo uno spaccato un po', diciamo, di varie generazioni, per cui credo che sia veramente un tema molto, molto ricorrente, molto importante, e mi è parso, insomma, di avere sia da Marina Mottolese che da Fabio Gantussio dei pareri rincuoranti, ecco, che non deve generare paura questo confronto, ma anzi che può essere proprio una delle leve strategiche. Perfetto, allora se non c'è altro io andrei verso la conclusione di questo momento. Vi lascio sinteticamente i contatti del progetto IP4FVG. Grazie a tutti, grazie agli ospiti di cui sono veramente orgoglioso per i loro interventi, per averli coinvolti, e grazie anche ai partecipanti e alla prossima.